Durissima prova. Davvero sono immagini eccezionali quelle che ci arrivano dalla regia, quelle che abbiamo vissuto in prima persona stamani salendo, ed erano le 11, le 10 e mezzo, 11, e già stamani era un problema poter percorrere questo per fare i conti. Allora 30-28 la posizione esatta di Urana, mentre sta arrivando all'ultimo chilometro Nairo Quintana. Un'ora 6 Quintana Potrà alzarsi in sella, potrà provare a rilanciare, mentre qua con una moto della polizia, delle staffette della polizia ma dovete fermarvi, non bisogna. Contro anche per la maglia rosa al secondo Inter. Dopo la fatica di ieri, però vedevo che la gamba rispondeva e allora ho detto perché non provare a farla bene, tanto ormai ma sì. E ha nel mirino Domenico Pozzovivo Ryder Esedal avanti a lui di una 70-80 metri, mentre qui Rafal Majka inquadrato. Andiamo da Andrea De Luca in moto. Tinkov e ormai a 20 metri dal portico Fabio del sardo, e sta facendo qualcosa di spettacolare questo ragazzino sardo. A voi la linea. Grazie Andrea, abbiamo perso purtroppo la prima parte della Saxo, sia una botta incredibile questa, perché insomma sì, e con il quale stava lottando. Ma guardate poi la grinta di Aru, che poi Pellizzotti, il suo tempo è sempre il migliore, 1:59 secondi. Anche Pierre Rolland sta cercando di dare fondo a tutte le energie che gli sono rimaste, fatto divertire Fabio che sta volando. Fabio Aru sta letteralmente volando quest'ora, che è sulla destra. Qua invece con l'inquadratura siamo tornati su Rigoberto Urán, stato finale, e va a chiudere Pozzovivo con questo dettaglio sulle gambe di Domenico. Ai corridori, perché immaginiamo e immaginate voi che siete sulla strada come stanno arrivando alla finale di questa incredibile e meravigliosa cronometro. Adesso c'è una verso la partenza e la via anche di uscita per le ammiraglie. Mi piacerebbe sapere il riferimento. Potrebbe rifilare Rafal Majka, il tempo di Fabio Aru eccezionale, 1:05 e 54, 1 ora 5 minuti e 54 secondi, media oraria superiore addirittura e di tanto ai 24 km orari, 24 e 400. Quarta Domenico Pozzovivo, Rafal ad impostare al meglio una curva sulla destra, ha dovuto praticamente fermarsi, appoggiare. Sì, sono molto contento con quello che ho fatto. I big devono ancora arrivare logicamente, però sono molto contento con quello che ho fatto. Questo genere di prove. Bravissimo Franco Pellizzotti. Entro l'ore 40 Cima Grappa, da Campocroce a Cima Grappa, e insomma abbiamo visto negli ultimi giorni l'inossidabile Cadel Evans particolarmente in difficoltà quando si affrontano pendenze sensibili, mentre qui transita a 15 dall'arrivo la maglia rosa di Nairo Quintana. Corridori che sono in gara, che sono sulla strada, hanno cambiato la bicicletta che ha raccolto ieri la vittoria di tappa con Julian Arredondo. Sono 25 invece in salita con un assetto diverso, questi durissimi 19 km, non so quanto possa considerarsi appunto una scelta opportuna, però ribadiamo, la stanno facendo un po' tutti. Subito a cercare il ritmo e il miglior assetto aerodinamico Rigoberto Urán. Corridori che oggi faranno la crono in maniera molto controllata, Ecco, da sottolineare, le prime indiscrezioni dicono che Fabio Aru cambierà la bici, staremo a vedere. A voi la linea.
E direi un giro positivo per il giovane veronese. Per affrontare la salita, cambia la posizione ma cambia completamente. Sforzo comunque riesce a mantenere così un'espressione normale. Emozioni che andiamo adesso sulla palla del Grappa, lo dico da fiorentino alla quale tutti i fiorentini appunto sono particolarmente legati, perché è uno dei simboli di cosa significhi appunto il ruolo che aveva svolto Don Giulio Facibeni durante la guerra, il ruolo